Eccoli in piazza, ristoratori, esercenti ma anche commercianti uniti per far sentire la propria voce, quella disperazione di chi ormai sta combattendo da troppo tempo. Chiedono ristori, chiedono un sostegno chiaro e forte al governo. Per chiedere innanzitutto dignità nel senso che vogliamo poter far sopravvivere le nostre aziende, far mangiare i nostri dipendenti e poter portare anche noi qualcosa a casa per mettere un piatto caldo in tavola. Così stiamo morendo, ci dicono, poco prima di entrare dal prefetto. Noi ci troviamo in una situazione che ormai stiamo veramente chiedendo i soldi alle famiglie, per cui le famiglie nostre stanno contribuendo per farci rimanere in vita, che il pensiero è che ci conviene chiudere. Obbligati a fallire? Sì, il governo ormai ci porta a questo e non sappiamo più come andare avanti, quindi o abbiamo degli aiuti concreti o non sappiamo più cosa fare. I ristori non arrivano o ne arrivano pochi? Ne arrivano pochi, ne arrivano in ritardo, non bastano a sostenere le attività che abbiamo, non bastano a sostenere i dipendenti, non basta a sostenere il nostro mondo. Il rischio ormai è la chiusura? Sì. Domani in tutta la regione scatteranno due forme di protesta, quella di chi ha aderito all'iniziativa Io Apro e ha deciso di far entrare e servire i clienti, e loro, l'associazione Veneto Imprese Unite, che rispetteranno le disposizioni di chiusura con un'apertura solo simbolica. Aperti con noi, con lo staff, dunque i nostri ragazzi, simuleremo un servizio dove daremo appunto la prova che non c'è nessun rischio, nessun pericolo di contagio, si può lavorare in sicurezza e non essere marchiati come untori. Intanto in queste ore è in discussione il divieto di asporto per i bar, che potrebbe essere limitato solo alle bevande e agli alcolici. Il ministro Boccia avrebbe ribadito la volontà del governo di mantenere la norma per evitare i casi di movida, ma con il solo asporto noi comunque, dicono, non riusciamo a sopravvivere. L'asporto vale solo per determinati tipi di categorie, ristoranti, bar, non tutti riescono a fare l'asporto. Per esempio noi abbiamo un ristorante che fa carne, come potremmo mai consegnare una costata a domicilio cotta? Al prefetto hanno consegnato una lettera ed hanno chiesto di portare la loro voce a Roma. Abbiamo però chiesto che questa volta, oltre alla relazione e alla ricevuta della relazione, si faccia anche un po' pressante nell'esigere delle risposte. Non possiamo più aspettare, dicono, il tempo è scaduto.